agli anni immediatamente seguenti la Seconda Guerra Mondiale, c'erano ancora famiglie che vivevano nelle caverne. Erano edifici anche di più piani, incassati nel monte, ricavati chiudendo con un muro l'ingresso della grotta ed adattati all'andamento delle pareti rocciose. La sistemazione interna, i servizi e l'arredamento non erano dissimili da quelli delle altre abitazioni. Certo, il sole entrava da un solo lato, l'illuminazione era scarsa, ma in quanto a temperatura beneficiavano dell'effetto sottosuolo. Il problema poteva essere rappresentato dall'umidità. Da una vecchia priara abbandonata è stato ingegnosamente ricavato l'edificio rupestre della Sengia dei Meone di Zovencedo, comprendente più vani adiacenti, nel più ampio dei quali ci sono ancora il focolare addossato alla parete esterna ed un secchiaio sormontato da un arco in pietra. È stato abitato fino al 1959. Una setta scesa dal camino durante un temporale costrinse la famiglia a lasciare la casa. L'11 agosto 1959, racconta Adelaide Meoni, alle 7 di sera un violento temporale si abbatté con tuoni, fulmini e lampi sulla Sengia. Un fulmine scese dal camino e si scaricò sull'impianto elettrico, sfasciando tutto. Cascarono le pietre più deboli dei muri e delle finestre. Guerrino, pescaore, corse in paese a chiamare aiuto. Credevano che fossimo tutti morti. Accorsero autorità e tanta gente. Poco prima del fulmine ho pregato tanto, bruciando l'ulivo e con la candela benedetta accesa, perché ci salvassimo. Avevo quasi un presentimento che succedesse qualcosa, perché era troppo brutto. Fui così graziata che nessuno si è fatto male, nonostante fosse cascato tutto.
Data la peculiarità del sito, l'amministrazione comunale ha acquisito l'area e nel 2013 ha realizzato l'intervento di restauro. Nell'area della Sengia passano l'Alta Via dei Berici e il Sentiero 63 che porta a Calto, mentre nelle immediate vicinanze è stata restaurata la Fontana della Villa, con i suoi lavatoi in pietra. I Colli Iberici sono costituiti quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di origine marina. Lo strato roccioso più recente diede origine alla pietra di Vicenza e quella della Valle del Gazzo è detta tipo bianco San Gottardo, un calcare tenero, uniforme e puro, di colore bianco avorio, molto usato nell'edilizia e nella produzione di statue, colonne, contorni di porte e finestre, scale, caminetti, capitelli ed elementi decorativi in genere. Una di queste antiche cave sotterranee, la Priara de Cice, situata proprio di fronte alla casa nella roccia, è diventata teatro di manifestazioni culturali e sede del Museo della Pietra di Vicenza. Sul soffitto e sulle pareti si possono ancora osservare le impronte lasciate dai blocchi di calcare estratte dai cavatori incidendo manualmente la pietra con il picchetto a due punte.